Abbiamo voluto sottolineare ancora una volta, attraverso una mozione presentata in Consiglio regionale dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia, attraverso il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia presso la Camera dei Deputati, abbiamo sollevato la questione della magistratura onoraria, cioè della situazione in cui versano centinaia e centinaia di operatori nel settore della giustizia, sia vice procuratori onorari che giudici onorari di tribunale che giudici di pace, che svolgono una funzione indispensabile per il funzionamento della giustizia in Italia e che vengono trattati dallo Stato in maniera assolutamente indecente. Basti pensare che attraverso anche l'ultima riforma approvata dal passato governo si riservano a questi operatori di giustizia trattamenti economici inferiori a quelli che vengono riservati con il reddito di cittadinanza a quei cittadini che si trovano a 780 euro senza andare a lavorare. Peggio ancora, ci troviamo nelle condizioni di constatare che dice il governo che non ci sono soldi per retribuire in maniera adeguata questi operatori di giustizia, mentre in realtà trovano i soldi per garantire il patrocinio gratuito a tutti gli immigrati che hanno un contenzioso ai quali viene chiesto di lasciare il nostro paese. Situazioni di evidente distonia che ci portano a chiedere con forza che venga garantita dignità a tutta la magistratura onoraria e fare in modo che abbiano quei trattamenti previdenziali tali da poter dare loro la possibilità di poter continuare a esercitare la loro attività in maniera dignitosa. La cosa importante che pochi sanno è che la magistratura onoraria è quella parte di magistratura che deve dare risposte concrete ai singoli cittadini, alle piccole e medie imprese, cioè tutti quei procedimenti che magari non hanno un grande risalto sulla stampa, come alcuni processi di interesse nazionale e internazionale, ma rappresentano il vivere quotidiano di tantissimi cittadini, di tantissimi imprenditori. Se non funziona la magistratura onoraria, tutte queste categorie che aspettano giustizia da parte della magistratura rimarranno senza risposte. Questo si tradurrà in qualcosa di veramente deleterio per la parte più importante della nostra economia.